Partenope TV, un'altra nuova avventura sta per cominciare. Come state? Innanzitutto non ci avete visto per un bel po' di tempo, però fortunatamente ci sono sempre le nostre repliche di tanti artisti che hanno colorato e hanno diffuso anche loro la notizia di A Tu per Tu, un programma che va meravigliosamente bene, con me sempre il nostro professore Antonio Daddio non può assolutamente mancare, anche perché è lui la perla del programma, lui che si impegna davvero tantissimo affinché appunto la trasmissione possa avere dei validi contenuti e contributi. Ciao Antonio! Ciao Ida e buona domenica. Hai detto che questa puntata e soprattutto questo format va molto bene, ma stiamo a metà maggio e quindi ci avviamo alla conclusione, sì. Anzi questa è l'ultima puntata tradizionale di A Tu per Tu, vabbè ci saranno degli speciali estivi, gli speciali sicuramente, però poi ci rivedremo a settembre e riprenderemo la quarta edizione, perché mica lasciamo così. Ma che? Continuiamo, ma quando mai? Proseguiremo. Ci dovete ancora sopportare, perché so che comunque è una bella sopportazione questa, perché le repliche è tutto appunto, vediamo, no? Vediamo un po' di trasmissioni su Partenope TV che fortunatamente stanno andando bene. A Tu per Tu, ecco, cerca un po' di ripercorrere insieme a tanti ospiti le giuste emozioni. Perché dico giuste emozioni? Perché avete visto alle spalle cosa abbiamo? Il mondo, anzi la nostra città si è colorata d'azzurro pochi giorni fa e noi siamo veramente contenti che il Napoli abbia vinto lo scudetto! E siamo tutti felici e contenti e potevamo mai non chiudere questa nostra edizione. Ultras, fammi un coro ultras! No, coro ultras no, li sento, però non li canta! Li memorizzo ma non li canto, no, e ci stanno i cantanti, ci sei tu che lo puoi fare. Ma insieme ad una persona che sta per entrare in diretta con noi, e in previsione di questo 4 giugno, quando ci sarà proprio i festeggiamenti ufficiali, volevamo concludere proprio questa terza edizione con la nostra festa dedicata al Napoli, con dei personaggi dedicati al Napoli, ma per questo momento ci siamo ricomposti in 3. Sì, finalmente la nostra Gemma in Cucina con Gemmi, food blogger, è qui con noi con l'ultima puntata per dare appuntamento alla prossima edizione. Ciao Gemma! Buona domenica, buon pomeriggio a tutti. Ecco, proprio non a caso avete citato Massimo Troisi. Ricominciamo da noi 3. Oggi una puntata tutta azzurra. Tutta azzurra, tutta. E non potevano mancare queste le cornie, mi viene voglia di tuffarmi. No, non lo posso fare. Dopo. Tutto dopo, perché spiegheremo il perché e poi per la prima volta che questo dolce entra in una trasmissione. Diciamolo, per la prima volta questo dolce che state vedendo, guardate c'è anche la mascherina di Osimhen, entra in trasmissione. È la famosa torta di Osimhen. La torta di Osimhen, che dopo faremo vedere, però io esclusiva, adesso... vedi quante esclusive abbiamo. Abbiamo ma tante aspetta, io voglio dire pure una cosa, noi abbiamo un'altra esclusiva, perché colui che sta per entrare è un giornalista sportivo, poi lo ricordiamo come leader storico della curva B e tanto altro, perché quest'oggi sarà una puntata di fuoco, come dice lui e come diciamo noi. Lui non va ospite in altre trasmissioni, ha scelto la nostra. Adesso ci facciamo dire anche il perché e al nostro 3 lo presentiamo. Ma lo presentiamo come nomignolo? Nome, cognome e soprannome. Okay. 1, 2, 3. Gennaro Montuori detto Palumella. Buonasera, Ida, come stai? Benissimo Gennaro, ciao, grazie. Gennaro. Ma che piacere. Accomodiamoci. Grazie. Mi hanno minacciato per farmi... Ti hanno minacciato, capisci? Ha scelto noi, ha scelto. No, a noi fa piacere innanzitutto, so che comunque tu ultimamente sei stato impegnatissimo. Poi con la vittoria dello scudetto e cosa dica fa Gennaro? Capo del comando Ultra Curva B, il nostro Gennaro. Chi meglio di te può conoscere la storia del nostro Napoli? Tu ci rappresenti, nonostante, devo dire questa cosa qua, tu sei invidiato un po' da tutti e ci dirai anche il perché. Tu hai vissuto i migliori anni, gli anni d'oro, Antonio, amico di Maradona e fino a dargli un bacio in bocca sulle labbra. È stato Diego che è stato ecco, attenzione, tutti dicono Palumella ha dato bacio a Diego, invece no, Diego ha dato il bacio a Maradona, quindi questa amicizia quasi fraterna, anzi direi fraterna proprio, tra te e Diego. Il problema è un altro, che io posso raccontare 60 anni di calcio, che è difficile che altri li possano raccontare, appunto. Anche perché a 4 e mezzo, 60 anni fa, a 4 anni e mezzo scappai di casa e andai a vedere una partita così, però a 8 anni andai a Roma, 60 anni di passione, ma 8 anni andai a Roma e la mia famiglia non mi trovavano più, ero andato a Roma-Napoli. Ti davano per scomparso? Sì, e segnarono Braga e Sivori, vincemmo 2-0, anche un bel esordio, a dire la verità.
Prima di raccontare un po' proprio tutta la storia, perché noi adesso con te rivivremo la storia dei 3 scudetti del Napoli, voglio partire un po' dall'attualità e voglio sentire da Gennaro proprio l'emozione che ha provato quando abbiamo saputo che effettivamente il 3° scudetto era nostro. Guarda, innanzitutto parlavamo di invidia perché non l'ho risposto, non sembra poco corretto. Io sono invidioso anch'io di me stesso, perché vedendo quando ho dato quel bacio a Diego Armando Maradona, dico, mamma mia, c'era un bacio in bocca, sono geloso di Palmella di allora, figurati gli altri, che succede? Io di me stesso capisco e purtroppo siamo nati per rosicare un po' tutti, no? Vabbè, questo è sì, la vita che è la vita così, così. il Signore ce lo insegna, nessuno di noi, Mussolini mise da 1000 lire là, Hitler, dai. Però credo che a parte questo, uno che arriva in un posto ci deve arrivare perché ha delle qualità. Io credo che le mie qualità siano quelle di essere stato su uno scalletto e di aver guidato un tifo straordinariamente e di aver rischiato di andare giù tantissime volte, perché se andavi a 30 metri sotto te ne andavi ad un'altra vita e il Dio mi ha protetto. E quella è stata la mia forza. Poi tutti dicono, ma tu comunque hai tenuto le capacità, l'intelligenza. Io credo che sia stata quella la prima cosa, perché tu vieni seguito e per quel motivo tutto il resto viene dopo. Poi ci sarà l'intelligenza, la fortuna, la capacità. Anche la simpatia. Io credo che al di là di tutto, credo che ci sia la passione. La passione, l'ambizione. Sì, perché la passione ti porta dappertutto, perché se io a 16 anni avessi saputo che sarei diventato Palmella famoso, un capo tifoso come fa a diventare famoso? Vuol dire che o avevo un'intelligenza straordinaria o la passione, per cui una delle due cose me la devono dare. No, tutte e due, dai. Tutte e due, ma forse anche la capacità di poter entrare in sintonia sì. con i giocatori. Ma io nel film proprio racconto, che ci sono poi tutti i miei 60 anni, nel film racconto proprio tutto questo, perché ci sono persone che hanno tentato, perché ho lasciato il tifo di 23 anni fa e non ci sono riuscito, ma mica è colpa mia, scusate. Ho lasciato il tifo a 40 anni, 41 anni. Per seguire il giornalismo sportivo? No, che non l'ho mai seguito. Vabbè, comunque lo sei, no? No, Oggigiorno sì, è una trasmissione io invece tua. su questo non sono d'accordo, con tutto il rispetto per la stampa, Sì. perché io non lo sono mai stato, perché sono andato a vedere 1 o 2 partite come stampa, ho visto che non era il mio posto. Perché pure si segnavano gol da guardare a fianco a te il giornalista, tu guardava un po' magari in cagnesco, arrivederci e me ne andai nei distinti. No? Ho fatto anche il club in tribuna, lì ho rovinato la tribuna, mi fu poi c'era la gente che si lamentava e poi me ne sono andato nei distinti. Posso dirti che sono uno dei pochi tifosi che ha girato tutto lo stadio da protagonista, bambino con le lattine, con le pietrine dentro, e ho creato un qualcosa di magico. Curva B ho creato qualcosa di magico. In tribuna ho fatto, e poi nei distinti ho invogliato gli altri gruppi e gli altri amici a poter fare qualcosa di bello, perché ognuno poi ti guarda e ti vuole superare. Però io mi fa piacere, perché comunque confrontarsi con le persone è bello. Io credo che sia motivo di crescita confrontarsi, è bello. È solo un qualcosa di passione, se poi la mettiamo sotto altri aspetti allora poi bisogna ragionare. No, anche perché tu hai dato il giusto imprinting, no, alle persone che ti seguono da diversi e svariati anni, anche perché un po' apprendono dalla tua bravura, dal tuo essere speciale, dal tuo conoscere comunque la squadra e ti contraddistingue proprio questo, cioè conoscere chi è stato, gli artefici che hanno comunque colorato una storia del nostro magico Napoli. Quindi è bello. Io sono quello che l'ha colorata di più, perché mi fai riflettere dicendo questo, perché ho fatto circa 25 bandieroni giganti che hanno praticamente coperto tutta la Coppa, ero sempre io l'ideatore ad andare a cercare come si deve fare, perché è difficile fare i soldi per un bandierone. Tu pensi che costava 12-13 milioni allora? Mamma mia. E adesso ha raddoppiato? Adesso è difficile, perché adesso ci vuole la stoffa ignifuga, che è difficilissimo, perché ha un peso non indifferente. Poi lì si vede anche quando lo trasportiamo il bandierone nel film, è una cosa molto bella. Sono emozioni che non potranno essere più rivissute, perché? Per semplici motivi. Innanzitutto un bandierone del genere non te lo fanno portare più, anche perché nel film si vede, che mettiamo in evidenza, che mentre scendiamo il bandierone qualche invidioso spara i razzi dentro. Pensi che se allora si fosse bruciato uno striscione ci sarebbero stati 2-3 mila morti. Mamma mia. E poi questo mi fa riflettere una cosa importante.
sempre per arricchire, parliamo di fuoco e dobbiamo bruciare. Quando io feci 40.000 stelline in curva, mandai il fax al quinto distretto, 40.000 stelline. Non mi dissero niente, mi aspettarono la mattina. Aspetta un attimo, mi sta avvenendo il questore. Ho detto, addirittura il questore, perché i questori si muovono per un qualcosa. Viene da me, bevi l'acqua allora, no, Malvano. Vennero da me e dissero, salve Montuori, le devo comunicare una cosa, datemi del turno, no, il questore, io ero un giovanotto, disse, lei è sempre uno che si è impegnato contro la violenza, a favore dei valori, lo sport, la seguono migliaia di ragazzi e noi la apprezziamo moltissimo, ma si rende conto che ha combinato? Che ho combinato? 40.000 stelline, le ha fatto pure il doppio, come se non bastasse. Ma io però ho messo il legno sotto, a posto peggio, perché il fuoco aumenta con il legno. Sì. E allora disse, io gliela faccio fare questa, però sappia che si bruceranno tante persone. Mi fece riflettere. Pensate a casa, disse, state 2 o 3 di voi incendiate le stelline, con i bambini se ne scappano perché ti va la scheggina sugli occhi. Mi fece iniziare a riflettere, siamo un con la nave, che succede? E allora ho detto, non vi preoccupate, tutto, mi assumo la responsabilità, dammi il documento, io do il documento, grazie, arrivederci. La Maronna mi accompagna, certo, a me, che la diciamo adesso, questa la disse 40 anni fa. Io andai su in curva, presi i miei ragazzi, mi hanno chiesto il documento per questo motivo, mi raccomando, stammi a te, smaci da arrestare, e non sia mai. Sono contro la violenza, smaci da arrestare per colpa di scenografia che voglio rendere bella la curva e Napoli, va bene, va bene. Ti dico, abbiamo iniziato ad accendere le stelline, ognuno di noi ne aveva 2, 20.000 tifosi, è stato un qualcosa di spettacolare. Ad un certo punto non c'erano più tifosi, c'era una muraglia di fuoco che si vedeva, non è mai successo in nessuna curva del mondo. Una muraglia umana, all'uscita venivano Palomè, mi ha bruciato orecchie, mi ha bruciato i capelli, mi ha bruciato il giubbino. Palomè, 800.000 lire avevo comprato questi giubbini, però sono contento. Ha causato danni allora. Io penso a 17-18.000 tifosi ha bruciato. Quando uscì il questore mi aspettò. Disse, non è riuscita a non far bruciare nessuno, complimenti. Lei è un prediletto. Disse, meno male che le persone vi vogliono bene, avrebbe dovuto ricevere almeno 15.000 denunce, disse. Meno male. E di Pasquale D'Angelo, io vorrei nominare questa persona amica che Antonio conosce, io conosco, mi è stato tanto vicino in tantissimi momenti e adesso, ecco, gioisce. Io per lo ho un po' di difficoltà a parlare di Pasqualino, perché Pasqualino è cresciuto con me, è stato uno dei primi. E io l'ho amato e lo amo ancora. Però qualcuno lo ha utilizzato e io non voglio andare oltre perché sennò c'è sempre polemica, a parte che a me non me ne importa perché io sono nato per bruciarmi, non per bruciare me. Però posso dirti, io Assunta, la moglie, io l'adoro, la voglio bene, la famiglia, il maresciallo, il papà, i figli, Guido, Michele, sono stato con lui, Pasquale ha anche combattuto al mio fianco per me, come io per lui. Però ad un certo punto ci siamo trovati in situazioni un po', quando uno deve battersi per la non violenza, deve farlo, non si deve tirare indietro. Io ad un certo punto, e qui non parlo di Pasqualino, ma parlo di tutti, mi sono trovato da solo, contro polizia e contro il movimento. Perché la polizia andava nel treno e diceva basta che ci faccio questa guida, hanno fumato per spagnetti, scassato. Invece io ero contro queste cose e mi trovavo anche le istituzioni contro di me. Per cui presi una decisione di andare solo con i pullman e organizzavamo i pullman. Che poi se voi andate a riflettere, no, i pullman in altri posti, la Romantic, Sud, la Travel, vendevano 120.000 lire e noi il pullman lo mettevamo 70.000 lire. Per cui già qui già la gente dice ma me l'ha mangiato con Napoli, ci mangiate con Napoli, va bene. E ci siamo pure qua. Poi ci sono le dimostrazioni, i passi che li prendevano tutti i settori dello stadio, ma guarda caso si parla solo di Palummella, Palummella. L'aveva Pasqualino D'Angelo come club, l'avevano tutti i settori distinti, curva, tribuna. No, Palummella era Palummella. Era Palummella. E poi inoltre noi mettevamo 10.000 lire ciascuno e facevamo le scenografie. In tutto questo vendevamo i biglietti con 1.000 lire in più, 500 lire, però era fondamentale perché noi avevamo una sede,
2 persone che ci lavoravano, aggiustavamo i tamburi, facevamo bandiere, facevamo i fumoli, facevamo tutto, tutto, ed era bellissimo e straordinario. E ad un certo punto, io lo avevo messo anche nel film, poi l'ho tolto, i miei fratelli mi chiamavano e dissi: che volimmo fare? Io dissi: che volevo fare? Tu te ne vai all'allenamento e ci stai facendo distruggere un'azienda. E io ho fatto saltare l'azienda dei miei fratelli, che erano delle più prolifiche, con mio papà, che poi mio papà è morto dopo una rapina che subimmo, che si vennero a prendere gli orologi, papà dopo un po', perché lo fecero stendere a terra e gli diedero una pistola in testa. Per dirti, io non le ho mai raccontate questo, per dirti come sono cattivi gli esseri umani. Tu dove vuoi arrivare? Poi dopo anni seppi che uno di questi era uno che conosceva me, e poi fu sparato in una colluttazione di rapine, eccetera, eccetera. Allora posso dirti, se io veramente dovrei mettermi a parlare, dovrebbe parlare solo lui, perché è inutile, perché comunque quello che dici, ormai a Napoli c'erano i magliari, ve li ricordate? Che erano i miei fratelli, facevano questo lavoro. Avevano la posticcia, chiamavano, perché tu comunque imparavi anche quel poco di inglese e andavi a vendere. Ormai hanno fatto tutto quanto. Pure gli ignoranti oggi hanno la capacità superiore a un altro. Io credo una cosa, che a me, se mi metti a fare anche i cartoni, io compro la carta rossa, i fiocchi rossi, e faccio un bel cartone e mi rimetto a vendere. Se uno è bravo, è capacità, cervello, quando tieni che c'hai una marcia in più. Io penso che i napoletani abbiamo una marcia in più. Sì, questo sì. Se io l'ho utilizzata nel tifo, forse l'avrei dovuto utilizzare negli orologi, che ho bruciato un'azienda, perché poi non sono qui, ho bruciato un'azienda di altoparlanti, ho bruciato una marca che si chiamava Mortima. Comunque ho fatto tanti danni. Io certo, ne hai passate tante. Te ne penti della scelta, però? No, perché io ero innamorato del Napoli, io ero innamorato a giocare. Però a un certo punto ho detto: no, voglio trascinare gli idoli che vanno in campo, però mi sarei aspettato più napoletani, perché amavo Antonio Giuliano, Ciro Ferrari, che poi mi ha deluso, e qualcun altro. Abbondanza, Emprodo, Montefusco, bellissimi quegli anni. Ma adesso stoppiamoci un poco, perché proprio perché stiamo parlando un po' della storia del Napoli, abbiamo recuperato un video del primo scudetto del Napoli, così poi lo commentiamo con Gennaro. Vediamo un po' il video numero 2, il primo scudetto del Napoli. Questo è lo scudetto della parte romantica di ognuno di noi, nella quale Napoli ha un ruolo come evocazione di spirito, di umanità, di filosofia, di tenacia. Questa disponibilità all'arte, questa disponibilità ad apprezzare tutto quello che è bello e spiritoso è indubbiamente caratteristico della città di Napoli, e quindi è lo scudetto veramente più popolare che sia mai stato conquistato. I tifosi del Napoli hanno salutato le vittorie e le imprese dei loro giocatori. Risuona su tutte le gradinate dello stadio San Paolo, che tutto uno centolio di bandiere azzurre, tutto lo stadio è azzurro. Signori, siamo giunti al 44 minuto e 41 secondi, quindi mancherebbe, ma ed è finita, il Napoli è campione d'Italia. 17:47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia.
86-87, primo scudetto del Napoli. Le tue riflessioni? Sono commossa a guardare queste scene. Io non riesco a commuovermi, non perché non mi commuovo, perché le vedo tutti i giorni. Però di riflesso mi portano in un altro mondo, perché quello era un altro mondo, era un'altra vita, era altra gente, altri valori, tutti eravamo altra gente. Io posso essere anche invidiato per una di queste cose. Ricordatevi che nel mondo il Napoli adesso ha vinto lo scudetto, nessuno potrà mai essere come Valmella, che non sono più io, ricordiamolo, perché io ormai ho 65 anni, però c'erano due spogliatoi con due squadre che vissero quello scudetto con uno, con un unico tifoso al mondo, che ero io il primo, il più bello della storia. Là dentro io lo vivevo con i calciatori, abbracciandomi, gioendo, e il secondo con un altro tifoso. Io ho vissuto due spogliatoi da protagonisti, festeggiando con la mia squadra del cuore. A un certo punto pure Diego mi disse: Gennaro, non posso più sottolineare l'amore, la passione e l'amicizia che ho per te, perché iniziano ad essere gelosi. E io devo dire tutti. Io lo capivo, perché questa città, i suoi figli non li ama, non ho capito il perché, ma morì. Probabilmente quando morirò fanno vedere filmate e diranno: no, ha fatto tutte queste cose. Nel film ci sono, perché ci dimentichiamo. Sì, evidenzia un po' gli aspetti Libero importanti. Bove per esempio scrisse Campanilismo bello, che sì, sottolinea chi sono i leccesi, non del Ceso ai nei pavesi, sì, non pugliese, non milanese. Quando arriva a noi ci fa pure, abbiamo fatto cose tutto quanto e siamo fatti così. Questo forse è uno dei nostri difetti, però mi sembra che qualcosa stia cambiando. E meno male. Cioè? Cosa secondo te? Vedo che l'uomo del popolo non si attiene più a fare il geloso, cerca di creare, di essere creativo, e facendo il creativo ha capito che, per esempio, io al mio quartiere, alla Sanità dove sono nato, ho visto che ci sono 2 o 3 aziende che sono riuscite a portare i turisti e non sono stati né il sindaco Iervolino, parlo di Iervolino allora, sì, né Bassolino e né De Magistris. Quest'altro qui mi sembra che non è ben visto perché è juventino, però lo vedo una bella persona, dico la verità. Però non mi piace perché è juventino, è un buon amico. A me juventino non mi può mai piacere. Salutiamo comunque il nostro sindaco di Napoli. Un abbraccio anche da parte mia. Che comunque non conosce bene i nostri sentimenti. Aspetta, si è convertito, mi dice Gemma. Lo so, però uno non si può convertire belle col tipo sindaco di Napoli. È vero, però ha fatto un primo passo. L'ha fatto pure qualche giornalista napoletano a Salente, chi non sa è napoletano. E mo fanno i conduttori, però che non si capisce niente su qua. Mamma mia. Questa vittoria dello scudetto ha fatto convertire la Salernitana che ci ha combinato. No, io voglio dire solo una cosa. Sì. I salernitani intelligenti invece capiscono quello che ho detto io, perché gioca Salernitana Juve Stabia, a parte che molti salernitani amano la loro squadra e amano anche il Napoli, ma ci sono molti che fanno il tifo per Milan, Inter e Juventus. Voi dovete andare a guardare in casa vostra, non potete vedere me che in occasione di Juve Stabia Salernitana hanno pensato che io tifavo per la Juve Stabia. Ma io sono orgoglioso di aver tifato per la Juve Stabia, sì, perché è Napoli Juve Stabia, sì, Castellammare, e poi c'è un'amicizia, una mia squadra, è una delle mie squadre del cuore, è stato presidente Roberto Fiora, allenatore Vinici, Improta, hanno giocato Caccavale, ha giocato Musella, la buonanima di Nino Musella, ha giocato De Simone, ha giocato Roberta Modici, Celestini, e ne potrei raccontare tanto. Buon cammino. Cioè, come farei a dire io tifo per la Salernitana? Questa è gelosia. Come si fa? Sì. Perché non guardate i vostri che tifano Milan, Inter e Juventus, invece di guardare a me che ho tifato con un obiettivo, perché sono stato un uomo obiettivo. Juve Stabia che è Napoli. È come che gioca Salerno Cosenza, oppure Salerno Cosenza, sì, Cosenza, diciamo che c'ho anche. Sono residente, perché no, ma per convenienza. Però, vi spiego, no, per convenienza, perché le partite fuori non si possono andare quando sei residente in Campania. E mi sono fatto la residente per andare a vedere le partite. Alle partite a Cosenza. Per questo no, perché lo rispetto, perché Cosenza, ma i rami vogliono bene al Diamante, anche se ci sono molti Juventini lì, anche una battaglia. Perché tu vai comunque hai casa lì mia moglie sì. Allora,
automaticamente succede tutto questo quando in casa proprio non si vedono le loro cose. Allora, io sono orgoglioso di fare per il Napoli, il mio quartiere, la Juve Stabile e Campania, tutte le squadre campane, la Salernitana se gioco contro i Bresci. Ma perché io dovrei cambiare opinione perché loro la pensano diversamente? Io tifo, sono ma veramente un patriota, perché anche quando gioca l'Italia, che a volte vorresti di fare conto perché vedi le cose storte, però, al di là che mo stanno chiamando i calciatori del Napoli, anche lì siamo stati boicottati. Sì, ma sono successe cose che non dovevano proprio accadere, Gennaro, con la sono Salernitana. successe cose come che lo rispecchia, che la Juventus, quelle che fa gli imbrogli del calcio, che i procuratori, i presidenti fanno chiamare Carlo. Se voi pensate che Marco Giuliano ha giocato in nazionale, poi mi fa ricordare due grandi Giuliani, Carlo e Antonio Giuliano. Antonio, sì. Che portano il mio cuore a tutti e due. Ma vogliamo vederci adesso il video numero 3 che parla del secondo scudetto del Napoli, perché poi faremo anche il terzo, racconteremo un po' la storia con Gennaro. Video numero 3. Vediamo, si accalcano tutti verso gli spogliatoi, difficilmente, ed è la fine. Napoli campione d'Italia per la seconda volta, il Napoli ha vinto il secondo scudetto per la prima volta in un campionato a 18 squadre, dopo averlo vinto nell'86-86 campionato a 16 squadre. Napoli campione d'Italia. Quel ragazzo della curva B, eccolo qua, il vecchietto. Stavamo un po' commentando questo secondo scudetto, in che cosa era diverso dal primo? Bello, ma il primo è stato un qualcosa di particolare. Più bello il primo. È stato tanto atteso il primo, sai. Come questo è il terzo poi, perché sono passati 33 ormai anni. sapevi che lo potevi vincere, capito? E dopo 3 anni. Il primo potevi vincere, lo sapevi perché c'era Maradona, c'era il ritmo, più grande tutti i tempi, però pensavi sempre che non l'avevi mai vinto, hai capito? Poi quando lo vinci cade tutto, io dissi adesso posso anche morire. Insieme alla nascita dei miei figli, la cosa perché c'è nel film, la cosa più bella della vita, però credo che uno scudetto di Napoli ne equivale 10 degli altri, e in quel periodo è stato ancora più bello perché al mio fianco c'erano Giorgio, Pasqualino D'Angelo, Sandro Sanchez, gli amici miei storici, che eravamo un solo corpo. Poi purtroppo quando poi ti circondano persone che hanno un altro fine, cerca di metterti contro le persone. E poi abbiamo trovato anche qualcuno all'interno che remava contro. A volte ti devi preoccupare più quelli che ti sono vicini che quelli che ti sono lontani. E Pasqualino è caduto in una trappola, ma io lo porterò sempre nel cuore, anche se non mi apro moltissimo, perché sembra che anche qui dobbiamo fare la disputa. No, noi, dico anche qui nel tifo, non c'è una disputa. Per me andavano fatte 3 bandiere, uno per Pasqualino, perché era amico di tutti, uno per Giorgio, perché era amico di tutti, e un altro per Sandro Sanchez, che erano 3 veramente pilastri del tifo insieme a me. Però non riesco a capire queste distinzioni, però dall'alto io quando una persona muore può essere pure mia nemico, oppure che sta poco bene, io faccio la preghiera, perché io prego che stia bene. Ognuno di noi deve pregare che uno sta bene e deve pregare anche che cambia lui se sta sbagliando qualcosa, perché crede che sia questo. Pasqualino resterà sempre nei nostri cuori, infatti stanno facendo qualcosa da Cerra. Pasquale, una targa onoraria. Sì. Pasquale è stato un grande. Hai capito? Stanno preparando proprio una targa onoraria per Pasquale D'Angelo, coinvolgendo un po' la famiglia di Pasquale, la sorella Pina. La sorella diciamo in prima linea, che sta raccogliendo molte firme per portare a termine questo progetto. Vabbè, Pasquale sempre con noi, ovunque. Bene, perché comunque... Questo scudetto è anche per te. C'è anche un'altra cosa, se vedete appunto il primo scudetto, analogicamente con quello del dopo 33 anni, molto simile, perché inaspettato, come quello di quest'anno, è iniziato alla stessa maniera. Sì, è vero. Questo scudetto è bellissimo per 3 motivi. Non sarà mai come quello del primo, però attenzione, per i giovani che vivono il primo, anche psicologicamente pensano, però ce n'è stato già un altro bello e fanno già la valutazione quale sarà stato più bello, e già uno, è una riflessione. 2, lì c'era il re, è vero che c'era anche adesso, perché poi c'è da sottolinearlo questo, dopo lo sottolineeremo, e poi perché... Spalletti, che per me non è un grande allenatore, è un buon allenatore, però è entrato nella storia dei 3 come quello che ha vinto senza Maradona,
perché anche qui c'è una grossa riflessione da fare. Spalletti ha parlato sempre di Maradona e si è portato il popolo dietro, è stato un grande comunicatore, non ha litigato con De Laurentiis, è stato bravo, è riuscito a tenere un grande gruppo, compreso Simeone, Raspadoni e Demme, che sono restati in panchina più del dovuto, perché dovevano giocare di più, diciamoci la verità. E non li ha fatti giocare. Non li ha fatti giocare, però è riuscito a tenerli buoni. Questo è un Come merito. ha fatto, è un merito che diamo a Spalletti. È stato bravo, però tecnicamente ha fatto qualche errore come lo fece l'anno scorso, perché se tu guardi le ultime partite e vedi tutte le sconfitte e i pareggi in casa al Maradona, c'è una riflessione. E poi io dico, per lo scudetto, Massimo per chi ha vinto, chi vince ha sempre ragione, però poi rifletto contemporaneamente tutto quello che ha fatto di bello che abbiamo detto e poi rifletto, dico, però potevamo vincere anche la Coppa Italia e potevamo vincere anche la Champions, perché si trova in finale l'Inter che ha 20 punti da noi e noi siamo più forti. Però dico poi nello stesso momento, ha fatto giocare Simeone poco argentini, però nello stesso momento dico, mettiamoci una preda Coppa e godimmoci questo scudetto, perché sono 33 anni che a noi ecco. e siamo campioni d'Italia. È stato portato alla fine. Però se calcisticamente tu rifletti e dici aspetta, sei contento? No, però sono contento perché da napoletano so che qui si vince uno scudetto ogni morte di papa. E c'è da aggiungere perché Maradona, perché ci ha messo la mano. Io l'ho messo tutte, ritorniamo a Maradona. L'ho messo su tutte le copertine, voi ma da settembre ad oggi, ma già da allora, no, ma tutte le volte lo metto in copertina, tutte le volte, e ti spiego il perché. Perché ho pensato per un attimo, l'Argentina ha vinto gli europei e i mondiali e il Napoli vinse lo scudetto. L'Argentina ha vinto il mondiale e il Napoli potrebbe vincere lo scudetto, che eravamo già a buon punto. Poi guarda caso si fa il film di Nino D'Angelo che appartiene a Palomella, anche se a qualcuno non piace, ma faccio parte della storia del tifo, e poi Palomella fa il film e sono 3-3. In più si festeggia lo scudetto anche se non lo si vince con la Fiorentina, Napoli-Fiorentina, Napoli, cioè 4 cose e 2 ne fanno un indizio, no? E 3. E poi Nino D'Angelo ti ha dato anche 2 canzoni per il film. Mi ha dato 2 canzoni, Nino. Ne parliamo dopo abbiamo tutta una cosa. Perché dopo voglio sapere qualcosa in più. Musicalmente, siccome vi occupate di musica, faccio un passaggio musicale. Il mio amore della vita è Mario Merola. Vabbè. Papà, ti amavi. Grande Mario, grazie perché Massimo, è bello della diretta, sono in diretta a Partenope di Puti, mando un bacio e ci sentiamo tra un po'. Amore mio, ti voglio bene, ciao. Comunque salutiamo l'amore di Massimo, chi è Massimo? Massimo Sparnetti. Lo salutiamo, ciao Massimo. Allora, Mario Merola dicevi. Mario Merola, la vita mia, poi voglio bene a Francesco, poi se n'è andata anche zia Rosina, che la mamma di Francesco, con grande affetto. E poi passiamo ad altri. Poi un altro artista che io amo è Carmelo Zappulla, un siciliano napoletano, la vita mia Carmelo. Bravo Carmelo. Poi ci sono Mauro Nardi e ce ne sono tanti altri. Poi ci sono Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, che sono stati 2 straordinari personaggi con me, però io penso di aver dato di più io a loro che loro a me. Però non mi voglio prolungare, gli voglio dire solo che vi amo, sono cresciuti con le vostre canzoni e si dà vita a me. E voglio mandare un bacio a tutti gli artisti, perché poi ce ne sono tanti di artisti, però potremmo... Ci sono tutti quelli di adesso che poi partecipano alle mie trasmissioni e che veramente sono... Meritano grande Tu sei un bel padrino anche dal punto di vista musicale. C'ho anche Franco Ricciardi. Vabbè Franco. Poi Sannino che io gli disse, Andrea, lo vedi questa canzone che hai fatto qua in diretta? Tu poi non ti dimenticare di me, però ti dico che tu andrai lontano. Lui mi guardò e disse, non ti dimenticare come ha fatto qualcun altro. Poi ci siamo incontrati. Ed è vero che è andato lontano. È andato molto lontano. Quindi hai portato anche Biagio Rizzo venne da me in trasmissione e disse, Gennaro, sono venuto qui a farti una sorpresa, perché io sono arrivato 5 anni prima dove sto grazie a questo programma, che da sottolineare, Canale 21 non era un prodotto loro, ma lo producevo io il programma, io compravo il programma. Come anche questo di adesso. Sì. Tifosi napoletani. Allora automaticamente, è sempre gestito da me, automaticamente che Gigi è andato da Peppe e dice,
mandano un bacio con mani, come è bello. Sì, Gigi. È stato fatto un programma, un qualcosa, ci incontriamo spesso, è grande. Però Gigi quando è andata da Peppe ha detto, io non dimentico quello che mi hanno fatto, e sono a Canale 21, no Gigi, quella era Palmella che ti chiamava, perché Canale 21 non ti volevi, ma questi cantanti così c'è state camere, non vi preoccupate, poi vedrete. E infatti Peppe fece la battuta, perché ero anch'io al Teatro Torino, fece la battuta proprio sui cantanti su Canale 21, vabbè lui sai, no? Tutte le sue battute, no, che è vero, che poi dicono la verità quelle battute, quindi allora, voglio salutare Gigi D'Alessio, perché poi dopo, ecco qua, ciao, ci riunimmo a cena e parlammo della nostra Napoli, della nostra squadra, parlammo di te, di tutti quanti, quindi lui. Ci sono 3 però che sono fortissimi, sono Peppe Osi, Biagio Izza e Angelo Di Gennaro. Angelo! Io sono stato a uno spettacolo l'altro giorno e mi ha fatto proprio saltare. Quanto è bello Angelo! Poi voglio ricordare il grande Mimmo Sepe, se me lo consente, che era un attore. E poi stavo vicino il nostro Davide Marotti, che Davide! Anche nel film. Allora, noi adesso arriviamo al terzo scudetto dopo 33 anni, vediamoci i video, mettiamoli insieme 1 e 4 e poi ci dedichiamo anche al film di Gennaro. Come Diego, capitano come Diego. e non devi mollare, abbia un sogno nel cuore, Napoli torna campione.
Ecco qua, festeggiamenti da tutta Italia e tutto il mondo, ma Gennaro come ha festeggiato? Dove ha festeggiato, vogliamo sapere? Io ho festeggiato allo stadio in primis, poi ho festeggiato per un po' di posti di Napoli, ma in particolare al mio quartiere, a Rione Sanità, Sì. perché io devo perché lì io ho fatto le preghiere per le vittorie, ho acceso. Hai pianto anche, hai pianto tanto? Molto, ho pianto molto. Ho pianto molto perché inizia a pensare che sei anche là da parte e inizia a pensare pure che ci sta un qualcosa di legno che un giorno dovrà entrarci dentro. Scusate, ma mi dovete dire chi è che non lo pensa? È inutile che ci nascondiamo, essere sinceri. A me me l'hanno fatto azzurro. Ma è un pensiero che resta lontano. Però noi siamo ancora giovani. 300 anni. Ma l'ha lasciato detto che deve essere azzurro il legno. Ma lo sanno. Allora, ho festeggiato lì, ho pianto. Pensiamo al film L'Ultra di Maradona, Palombella, ecco qua. Pensiamo al film, ma prima di pensare al film vediamoci il video numero 8. Ecco, un film che è pieno di emozioni anche quello fa piangere. Sì, come no. Video numero 8. Vai, vediamo. Napoli è unico e il team bisognerà forse tutti tifoso. Questo è un pubblico favoloso, un pubblico che la salvezza l'hanno meritata loro. Domani ti vengo a prendere col cavallo bianco, Sì, è arrivato D'Artagnan. Io a Palombella lo sopporto proprio. Ma perché tu facci una bella mazziata? Tu stiamo 6-7 mesi con la palazzo e già hotel. Voglio ricordare buono. Con Napoli a Chiesa non si tocca. È morto Maradona. Papà, però da quando è morto Maradona sei veramente triste. Ciao Diego, guardaci da lassù, perché non solo abbiamo bisogno noi, ma ha bisogno anche la nostra città. Il bacio che lui lo acchiappa con tutta la forza, poi e lo bacia. Ma tu lo puoi dire bene, sai perché? Perché io dissi Diego, perché io a un certo punto mi sono sorti dei dubbi, ragazzi. Io ho capito perché a Diego lo stavano uccidendo. Sì, hai trovato la parola esatta. Perché lo hanno ucciso, noi pure nel film lo diciamo. Sì. E dissi, Diego, ma mi vuoi sempre bene a me? Perché però riflettevo, va bene, mi vuole bene, che appena ha sentito che io festeggiavo quel giorno i miei anni e li festeggiavo alla Sorriso, dice a quella togliete tutto di mezzo sto concennare, il suo compleanno, e là già si capì l'amore e l'affetto che avevo per suo fratello. Disse dove andiamo? Dissi organizza, alla Sorrisa, chiamai a Don Antonio, così. Un ristorante gli hanno dato 10 milioni dal conto, dice Don Antonio io glieli do, io certo non voglio niente, vengo per te. E lo portai alla Sorrisa, dietro 10 milioni a questo, signor straniero si chiamava, dietro 10 milioni. Gliel'abbiamo dato, Don Antonio da Gran Signore ci consegnò, che poi è stata una cosa storica, hanno ricevuto l'orologio storico che ci fermò, che la finanza lo fermò, e io mi trovavo anch'io sopra il dibattito, io sto sempre in DIY con Dio. Stai sempre in mezzo, perché mi trovai pure in un'altra situazione a Roma, tutti lo abbandonarono e lui andò a litigare col direttore della RAI, lui mi guardò, si girò e io andai dietro di lui. C'era il direttore della RAI quando dietro il premio a Pelé e la folla premio Maradona, io andai dietro di lui. E il direttore mi guardava perché vedendo a me con i capelli ultra, chissà che pensavano, ognuno con i capelli ultra. È un pazzo, scatenato. Era uno che mi buttava, ma non era un delinquente. Dato dietro lui mi guardava, diceva, Maradona, voi mi avete fatto buono proprio, si non mi vola così lui rimase tutto, non mi hanno chiamato più allora, mi chiamavano per dei programmi come fanno gli altri, ognuno si sta zitto per fare non faccio i fatti, eppure in quell'altra occasione, per dirti come era, poi lui vicino a me, dice, ma mi vuoi sempre bene,
tu sei mio fratello. Mi prese da qua di no, acchiappato i capelli che ne tre e mi diede il bacio in bocca e disse tu sei mio fratello. Mi chiamo prima mio figlio Michele. Michele, poi ci faceva sei stato la sua ombra, dai. Immortalato, figlio mi dice che poi geloso. Ma come a papà, pure Diego, sua roba, Gennaro, si chiama Diego Armandi, la mia figlia a me, la ci mise appena... C'è stato un grande amore, diciamolo, c'è stato un grande amore. E da tutto questo nasce Palummella, l'Ultra di Maradona, questo docufilm di Gennaro Montuori, Un popolo, una squadra e anche una un città. libro, anche un libro. Sì, anche il libro, due scognizze, come si doveva chiamare il film. Sì. Però il film doveva essere Palummella, 60 anni di passione. Però pensando che se n'era andato Diego ho detto no, glielo devo dire, perché io ho amato tanti giocatori, Musella, Nino, il presidente Roberto, ce ne sono stati tanti, anzi ricordiamoci anche di Giuliani e di Carella che non ci sono più, però sai, Musella per esempio era innamorato, è stato al mio matrimonio, era veramente un giocatore che poteva fare molto me, ma Maradona è stato quello che ha sfidato tutti, cioè in aereo una volta dei boss, sì. minacciavano Carnevale, io dissi ma perché non la smettete, questi ragazzi hanno fatto un pareggio alla fine, non è, volevano per forza, Diego mi chiamò, dice no, si tolse l'orologio, che vogliamo fare? Ma fa carella l'aereo, proprio così, c'è uno che non si metteva paura di niente, ti assicuro. Ricordo quel coro, Maradona è più forte per le... Ciao, ma fatta e poi basta. Ma ci vogliamo vedere il blocco numero 4 di fotografie? Vai, le foto e poi dopo c'è un ospite, c'è una bella sorpresa che ti abbiamo fatto. Blocco numero 4 di fotografie, vediamo proprio l'amicizia. È veramente una bella sorpresa. L'amicizia di Gennaro con Maradona. Ha sorpreso pure me, io che sono un basso. Ma le bugie, e poi non ti trovi con le cose. È stato pesante e sarà pesante, perché comunque avere una bimba a questa età, però è una gioia immensa, è un qualcosa che non si può immaginare. Però hai difficoltà perché la mattina già quando lo devi portare, tu già hai difficoltà tu a prepararti in questo mondo difficile. Ne so qualcosa perché anche Claudio ha avuto Santiago, nostro figlio, in età molto adulta, grazie. Ricordati di me, diceva Antonello Ventissi. Sì. Io e Claudio siamo partiti che lui era il manager di Pino Marchese e io ero un bambino. Poi abbiamo fatto un concerto a Socio, lui e altri due, abbiamo fatto il pieno con Nino D'Ani. Guarda il caso e Claudio abbiamo perso sopra, non so perché, avevamo fatto il pieno. Ma sicuramente ci sarà un'altra bella vittoria, perché non una bella collaborazione, lo spero tanto, perché ti stima tanto, ma pure io a lui. Allora, è il numero uno come manager. Grazie. È la verità, come il numero uno della televisione è stato Giulio Germanesi. Ah, grande Germanesi, grande. Siamo arrivati alla fine della puntata, ma alla fine anche di questa terza edizione. Dobbiamo fare la domanda, quindi, come ti è sembrato a tu per tu a Gennaro? Come ci risponderà secondo te? Secondo me bene, secondo me bene. Che ne so, Bella, che cosa ha provato sulla bella, vediamo un po'. Spontanea, ve l'ho detto già prima. In privato però. Io non ho il piacere di conoscervi profondamente. Siamo amici quasi per sentito dire. Oppure tutti noi abbiamo dei nemici, degli amici. Io vi invito innanzitutto a voi, ai nostri nemici, invito a noi di essere amici con tutti e agli amici di essere amici con noi. Sicuramente. Perché una mano lava l'altro, ognuno un passo indietro e siamo tutti a posto. Bravo. Mi sono trovato bene perché non avete fatto i conduttori che vogliono imporsi sull'ospite, lo lasciate fare quello che vuoi e io mi sono divertito appresso, poi mi sono messo a scherzare, ha suonato un po' più pacche, è bello, perché mi sono trovato a mio agio, altrimenti sarei stato sulle mie. Io difficilmente vado in televisione, ti dico la verità. Già per questo ti ringraziamo. Anche perché Gennaro. Fatemi salutare anche Angelo Lucira. Come? La nostra Gemma. Renato De Carmine, il direttore artistico. E io adesso aggiungo un altro mio amico, Gennaro. Gennaro, come? Quindi siete diventati amici da questo momento. E poi chi dobbiamo salutare più? Frescoforno, salutiamo Frescoforno di Chiaiano, Napoli. Mi raccomando, la torta Osimen, le nuvoline, tutto ordinate da Frescoforno. E sarà con noi per la quarta edizione. Con Gennaro mi incontrerò alla metropolitana, faremo un giro insieme nella metro. Va bene, perfetto. Io voglio ringraziare tutto il team di Partenope TV, sicuramente ci rivedremo prestissimo, anche perché tra un po' il villaggio Partenope sarà di tutti, riprenderanno anche le trasmissioni all'esterno. E noi ne faremo qualcuna sicuramente, qualche speciale lo faremo. Ma poi vi devono, c'è qualche spettacolo, secondo me. Io qualche volta vi ho visto perché mi mandate i link. Secondo me
Siete importanti e fondamentali per queste emittenti, Grazie. perché fate un programma diverso dagli altri. È ovvio che tutto questo dipende, noi che lavoriamo da quest'altra parte, dipende anche chi poi ci segue dall'altro lato e lo fanno bene, ho visto. E poi soprattutto da quelli che dirigono le televisioni. Grazie, è importante, mille, perché se ci sono persone giuste uno può lavorare, è ovvio, quello che ti offrono quello metti a disposizione. E noi siamo stati privilegiati ad avere te oggi a Partenope TV da Tu per Tu, sempre Forza Napoli, viva il nostro scudetto, mi raccomando proteggiamolo con i denti, Gennaro, come sai fare tu da pazzo il quale sei. Non ci facete sempre friggere i pesci con l'acqua. E quindi ci salutiamo. Vi ricordiamo che questa sera ci sarà la replica anche sabato prossimo alle ore 21 e quindi seguiteci, poi manderemo tante altre repliche, qualche speciale estivo e poi con Ida e forse con Gemma ci rivedremo a settembre per la quarta edizione. Poi mo scudetto, cosa vieni qua un attimo. Voi ci dobbiamo lasciare così inquadrate a tutte e quattro. Però vi raccomando, non fate tutti che la bacina finta. No. Anche perché c'è quel coro ultras che a me non piace, quello della canzone di Gala, Free From Desire. No, io vado con semplice, che per me i cori devono essere però devo dire che non mi piace quel coro. I cori devono essere semplici. Non c'è mai a dormire in coppia. Abbiamo un sogno nel cuore molto bello. Abbiamo un sogno nel cuore, il quarto tricolore, adesso deve cambiare. Invece dobbiamo fare siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Forza Napoli, grazie a Ida, Antonio e a Gemma. Grazie. Forza Napoli.